te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto, matto da legare, un cuore matto che ti vuole bene. L'anno era il 1967, lui era Little Tony con Cuore Matto, le 12, 5 minuti e 39 secondi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pranzo. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 11 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, soprattutto adesso che è estate. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa che sto supplendo io per conto di Sammy Varin, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Radiolibertà.net. Ringrazio ancora una volta e saluto il nostro Francesco che mi permette, grazie alla sua attività in regia, di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Poi all'una, lo sapete, c'è il cambio dei macchinisti a Napoli Piazza Garibaldi, entra in turno la nostra Sveva, e che dire di più, insomma, che adesso noi iniziamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, 0292947222, se avete voglia di dire la vostra attraverso quel magnifico attrezzo che è la zappa o il WhatsApp, che dir vogliasi, oppure da questo momento il telefono è già aperto, 0292947222, se volete intervenire attraverso il magnifico strumento ideato niente po' di meno che da Antonio Meucci. Andiamo a dare un'occhiata alle agenzie, segnatamente diamo un'occhiata all'ADN Kronos che apre con la West Nile, il virus continua a colpire,
West Nile confermata l'8ª vittima in provincia di Caserta, si tratta di un 83enne, apprende l'ADN Cronos Salute da fonti sanitarie. Ancora Gaza, Al Jazeera, uccisi 5 dei nostri reporter, attacco mirato di Israele, i militari israeliani, colpito Anas al-Sharif, terrorista di Hamas che si spacciava per giornalista, l'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina. Ancora, Milano precipita dal secondo piano di un hotel, grave una trentenne. È avvenuto in un albergo a Cinisello Balsamo. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Guarda. Il caro vita, l'inflazione stabile a luglio, più 1,7% sull'anno, carrello spesa più caro, aumento dello 0,4 su base mensile, accelerano i prezzi nel settore alimentare. Le temperature, picco di caldo con l'anticiclone africano, temperature oltre i 40 gradi, nuova fiammata dopo il lungo break di luglio, ecco fino a quando. Poi ovviamente già ne abbiamo parlato nel corso della rassegna stampa, Trump, Putin, la Casa Bianca lavora anche per un vertice a 3 con Zelensky, un drammatico incidente nel milanese, scontro tra auto e moto, un morto e un ferito, l'incendio sul Vesuvio, impegnati 80 vigili del fuoco, 4 Canadair per spegnere le fiamme, l'incendio sembra che si stia marginalizzando, Botulino, l'esperta, più rischi col caldo, ma si possono prevenire. Andiamo a dare un'occhiata allora al tempo che farà alle ore 12, 9 minuti e 23 secondi. L'ADN Cronos riferisce picco di caldo sull'Italia con l'anticiclone Caronte e temperature oltre i 40 gradi. Una nuova fiammata africana dopo il lungo break di luglio. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, conferma una nuova fase caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano denominato Caronte. L'Italia si trova ancora una volta in compagnia di un'intensa ondata di caldo che terrà in ostaggio tutto il paese almeno fino al weekend di Ferragosto. Nel dettaglio, la giornata di lunedì 11 sarà bollente su tutta l'Italia, con le temperature che toccheranno valori semplicemente folli a larga scala. Le regioni più colpite saranno il Lazio e la Toscana, dove si raggiungeranno valori oltre i 40 gradi nelle pianure interne. Caldo intenso anche sulla Liguria, con temperature massime fino a 38-39 gradi nello Spezzino, piuttosto insolite per quest'area. Non se la passeranno bene i pochi rimasti in pianura padana, anche qui il termometro schizzerà verso l'alto, toccando diffusamente i 37-39 gradi. Le notti tropicali saranno protagoniste in molte aree. Pensate che sulla costa ligure le temperature potrebbero non scendere sotto i 28-30 gradi anche in piena notte, compromettendo seriamente il riposo notturno. Una notte tropicale si verifica quando la temperatura minima registrata durante le ore notturne non scende al di sotto dei 20 gradi. Questo fenomeno è indice di un'ondata di calore in atto, poiché l'aria e le superfici, dopo essersi surriscaldate durante il giorno, non riescono a disperdere efficacemente il calore accumulato, mantenendo un'atmosfera afosa e opprimente. Nelle aree urbane l'effetto isola di calore amplifica ulteriormente il fenomeno. Le temperature elevate e l'umidità persistente possono rendere difficile causare stress fisico. Per tutta la settimana che precede Ferragosto continua l'ADN Cronos e per il giorno stesso l'anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l'Italia. Questo si tradurrà in un'intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po' di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13. Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell'ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa. Fino ad allora l'Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni. Lunedì 11 al nord sole e molto caldo, qualche temporale isolato sulle Alpi. Al centro sole e molto caldo. Al sud sole e caldo torrido nelle zone interne afoso lungo le coste. Martedì 12 al nord sole, caldo ed afa in ulteriore aumento, locali temporali sulle Alpi. Al centro sole e caldo in ulteriore aumento, al sud sole, caldo, afa in ulteriore aumento.
Mercoledì 13 al nord, sole e caldo intenso, occasionali temporali sui rilievi. Al centro, sole e isolati temporali sull'Appennino, caldo intenso. Al sud, tanto sole, molto caldo. Tendenza: anticiclone africano su tutta l'Italia, almeno fino a Ferragosto, con temperature massime tra 35 e 40 gradi centigradi. Che Dio ce la mandi buona. Beh, ma d'altronde è pur sempre la settimana di Ferragosto, voglio dire. Poi a Ferragosto generalmente il tempo si rompe e dovremmo passare ad avere un tempo, un clima più sereno. Vediamo un po' chi è che ci scrive sulle nostre magiche onde. Adesso non riesco a vedere la zappa, poi la vedrò. Oh, vi dicevo della ragazza precipitata dal secondo piano di un hotel a Cinisello Balsamo. È accaduto in un albergo a Cinisello Balsamo, scrive la DN Cronos. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Vediamo che è successo. Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4:30 di stamattina. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato di Cinisello Balsamo. Nient'altro, perché per adesso non abbiamo altri aggiornamenti. Vediamo anche West Nile, questa conferma dell'8ª vittima in provincia di Caserta. Andiamo a dare un'occhiatina anche a questa drammatica notizia. Vediamo un po' se riusciamo ad aprire la pagina. La connessione a me funziona benissimo, Francesco. Non so se mi senti bene adesso. Comunque, diamo quest'occhiata all'8ª vittima in provincia di Caserta con la West Nile. Momentino che tra poco dovremmo avere la pagina a disposizione. Intanto se volete telefonare 02 9294 7222, se volete essere dei nostri, ecco qui. Il virus West Nile continua a colpire in provincia di Caserta. Confermata oggi l'8ª vittima, un 83enne, lo apprende la DN Cronos Salute da fonti sanitarie. Ieri mattina l'8º decesso nel Lazio, un uomo di 80 anni, residente ad Aprile, è morto nel reparto rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con altre patologie, era ricoverato da circa 3 settimane presso il nosocomio Pontino. Così l'ADN con le ultime notizie che riguardano questa drammatica infezione. Mi raccomando, abbiate cura di voi stessi. Allora, nel frattempo si sono fatte le 12, 16 minuti e 14 secondi. Che cosa avremo quest'oggi in trasmissione? È lunedì, come ogni lunedì parleremo di banche, avremo con noi il segretario generale dell'UILCA, Fulvio Furlan. L'UILCA, lo sapete, è uno dei sindacati dei bancari. Quest'anno, tra l'altro, festeggia i suoi primi 75 anni. Oggi ci occuperemo naturalmente del tema del conto corrente come diritto di cittadinanza. Cercheremo di capire quanto questo sia influente e positivo per le nostre vite e naturalmente anche ci occuperemo di capire quanto questo incida sull'attività bancaria e così via. Dopodiché parleremo di bei posti dalle 13:05 con la nostra Maddalena Baldini. Stavolta ci parlerà niente poco di meno che della Romagna. Non solo Rimini, io questa sera resto e non vado via. Ecco, non solo di quello, ma anche e soprattutto dell'interno di questa parte dell'Emilia Romagna, appunto, l'interno di questa regione dove non c'è solo il buon cibo, c'è anche la cultura, la storia e molte altre interessanti sorprese e attività che si possono fare.
Andiamo a vedere adesso l'ANSA, proviamo a dare un'occhiatina all'ANSA con le ultime news, vediamo un po' che cosa ci dice l'ANSA. Sono già le 12:18, il telefono è sempre aperto allo 0292947222, se no, se volete potete chiamare potete mandare una zap al 340 670 9659 e ovviamente zap o WhatsApp che dir vogliansi. Diamo un'occhiata. A proposito, domenica è stata la notte di San Lorenzo e solitamente si dice che sia la notte delle stelle cadenti. Io non vi chiedo che desideri abbiate espresso, se ancora ne esprimete, però in realtà l'ANSA ci spiega che quest'anno l'appuntamento con le stelle cadenti, e cioè lo sciame delle Perseidi, sarà puntualmente poco prima di Ferragosto. Il picco è previsto fra il 12 e il 13. In realtà le stelle cadenti sarebbero visibili già da giorno 9, ma la luna piena è troppo luminosa e potrà disturbare lo spettacolo. In generale si prevedono circa 10 meteore l'ora durante il picco, una quantità inferiore rispetto a quella del 2024. Dopo un 2024 quasi ideale, per il 25 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli, dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. La Luna, infatti, è piena la mattina del 9 di agosto, 3 giorni prima del massimo, previsto nelle ultime ore della notte tra 12 e 13, quando il nostro satellite sarà molto invasivo, dunque guastando la festa. Ciò non toglie, tuttavia, che si possano osservare le meteore più luminose, sempre che lo permettano le condizioni meteorologiche. È anche importante osservarle da un luogo distante da fonti di luce artificiale. Le Perseidi sono generate dai grani lasciati dalla cometa Swift-Tuttle durante i suoi periodici passaggi attorno al Sole e che bruciano per attrito quando attraversano l'atmosfera terrestre, lasciando nel cielo le caratteristiche scie che chiamiamo stelle cadenti. Le meteore sono osservabili a qualsiasi ora, ma, ha aggiunto Masi, nella seconda parte della notte si assiste a un sensibile aumento, perché all'alba l'osservatore è sulla parte di terra che avanza lungo la propria orbita verso le polveri cometarie, dunque è come se vedesse dal parabrezza anziché dal lunotto posteriore del nostro pianeta. Quindi vi tocca fare l'alzataccia, diciamo, verso le 3, le 4 del mattino del 13 di agosto e potrete vedere le stelle cadenti anche voi, se avrete voglia. Tanto col caldo che fa, capace che vi svegliate già alle 2 se andiamo di questo passo. Bene. Diamo ancora un'occhiatina, sono le 12:21, vediamo se riusciamo ad aprire la pagina dell'AGI, così abbiamo visto le 3 grandi, le 3 più importanti agenzie stampa del nostro paese, ANSA, ADN e l'AGI, eccole qua. Ecco che si apre pian piano l'AGI. Ah, che caldo, che state cucinando? Perché non mi scrivete che vi mangiate oggi, che mi interessa, che vi dico la verità, comincio ad avere un po' di fame anch'io. L'Agi, Netanyahu ha perso la ragione e l'umanità, no? Di Crosetta all'occupazione di Gaza. Greta Thunberg, signori, vuole rompere l'assedio di Gaza. Beh, a volte anch'io mi credo Napoleone. Netanyahu discute il piano d'attacco con Trump, l'Australia riconosce lo Stato di Palestina. In fuga per 30 anni dalla Cina, killer arrestato in Italia. Brucia il Vesuvio, in azione anche l'esercito, il governo decreta l'emergenza nazionale. Poi abbiamo Gaza, uccisi 5 giornalisti di Al Jazeera, attacco mirato. E poi, signore e signori, la Corea del Nord non molesterà più la Corea del Sud. Sapete che la Corea del Nord ultimamente aveva anche fatto ricorso a delle armi improprie. Lo so che fa ridere, però cioè è realtà, addirittura dei palloncini gonfiati a elio che portavano delle buste con all'interno gli epiloghi delle digestioni di alcuni cittadini nordcoreani
simpatizzanti di Kim Jong-un. Ebbene sì, facevano questa roba qua. E invece adesso qualcosa è cambiato. Oggi l'esercito nordcoreano sta rimuovendo gli altoparlanti utilizzati per diffondere rumori molesti lungo il confine, pochi giorni dopo la mossa analoga del nuovo governo sudcoreano. Da stamattina l'esercito sudcoreano ha rilevato che le truppe nordcoreane stanno smantellando gli altoparlanti propagandistici in aree selezionate lungo la linea del fronte, ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto sudcoreano. Resta da confermare se questi dispositivi siano stati rimossi in tutte le aree. L'esercito continuerà a monitorare le attività correlate. Entrambi i paesi avevano già interrotto le trasmissioni propagandistiche lungo la zona demilitarizzata in seguito all'elezione del presidente Lee Jae-myung, che sta cercando di allentare le tensioni con Pyongyang. Lunedì il Ministero della Difesa sudcoreano aveva annunciato che il paese aveva iniziato a rimuovere gli altoparlanti come misura per allentare le tensioni col nord. Il presidente, salito al potere all'inizio di giugno, ha promesso di contattare Pyongyang perché a qualunque costo la pace è preferibile alla guerra. Il suo predecessore, Yoon Suk Yeol, che mantenne una linea dura nei confronti di Pyongyang, iniziò a trasmettere musica K-pop e notiziari in risposta a una serie di palloncini pieni di spazzature ed escrementi lanciati verso il sud da Pyongyang. Per rappresaglia, poco dopo il nord iniziò a trasmettere rumori molesti lungo il confine. A giugno Seoul smise di trasmettere propaganda anti-Pyongyang e il giorno successivo la Corea del Nord smise di trasmettere i rumori che disturbavano giorno e notte i residenti del sud vicino alla linea di separazione. Nemmeno i bambini, ragazzi. E poi abbiamo l'eroe del giorno, signore e signori. L'eroe del giorno, direi che il premio eroe del giorno può essere dato a quest'algerino di 24 anni che in Austria ha avuto la bella idea di appendersi alla maniglia di un treno ad alta velocità ed è stato salvato dal macchinista. Sentite un po' qua, perché veramente a mettersi le mani nei capelli. Un uomo che si era appeso a un treno ad alta velocità ed è sopravvissuto. È successo a St. Pölten, ovest di Vienna, scrive l'Aggi, dove l'uomo si è aggrappato a una maniglia ed è stato poi tirato a bordo dopo che qualcuno ha tirato il freno d'emergenza. Il treno era partito da Zurigo diretto alla capitale austriaca. L'uomo è saltato tra due carrozze mentre il treno si stava allontanando dopo una fermata a St. Pölten. Ha iniziato a bussare ai finestrini mentre il treno prendeva velocità per attirare attenzione, finché il macchinista non ha attivato il freno d'emergenza. L'uomo, un algerino di 24 anni, è stato fermato dalla polizia dopo l'arrivo del treno alla stazione di Meidling a Vienna. Complimenti, complimenti vivissimi. Bel modo per morire di colpo tenendosi attaccati a un treno ad alta velocità. Andiamo avanti. Gli ex Mattia Bazzarra ai ferri corti. Ecco, queste sono cose brutte. Sono cose brutte perché ricordano un po' le liti che fa ogni tanto, o le battute che ogni tanto si scambiano Yoko Ono e Paul McCartney. Francamente spiace perché stiamo parlando di un grande gruppo musicale, quello dei Mattia Bazzar, che ha scritto delle pagine veramente stupende di musica italiana. State un po' a sentire cosa scrive l'Aggi. Gentilissima signora Antonella Ruggiero, ho purtroppo letto le tue dichiarazioni pubblicate ieri, 8 agosto del 25, dal Corriere della Sera in merito alla tua intervista. Come vedi ho virgolettato il purtroppo perché certe tue dichiarazioni, te lo dico senza mezzi termini, non ti fanno onore. Anzi, senza mezzi termini hanno fatto venire fuori la persona che, seppur bravissima nel cantare, non racconta molte verità. Se le gire, le racconta alla sua maniera. Comincia così una specie di lettera aperta che Piero Cassano, uno dei fondatori dei Mattia Bazzar, ha scritto su Facebook replicando all'intervista della cantante che improvvisamente lasciò il gruppo genovese nell'89 dopo quasi 15 anni di militanza, un addio che ebbe non pochi strascichi personali e musicali. La stessa band decise di svoltare dando un taglio rock alla sua musica con la voce di Laura Valente, per poi passare a un'era pop con Silvia Mezzanotte e tornare a una fase rock con Roberta Faccani. Dal 2017 i Mattia Bazzar hanno una nuova formazione con Luna Dragonieri.
È bastata però un'intervista di Antonella Ruggiero per riportare alla luce rancori e dissapori mai veramente sopiti, con Cassano che definisce la cantante irriconoscente nei confronti di un grande passato di gruppo, ma soprattutto priva di totale rispetto nei confronti di Giancarlo Golzi e Aldo Stellita. Si chiamano così le persone morte, tuoi ex compagni di Mattia Bazzar, che non hai avuto minimamente il coraggio di nominare. E ti dimentichi sempre di Carlo Marrale, del sottoscritto Piero, di Mauro Sabbione e Sergio Cossu. Ricordati, Antonella, non dimenticarlo mai, che se sei la grandissima Antonella Ruggiero, l'artista stratosferica di oggi, lo devi sicuramente alla tua voce, ma anche a tutti noi indistintamente. Carlo Marrale, più di me, ha scritto per te e per il gruppo canzoni uniche, meravigliose, che rimarranno storia nei tempi dei tempi, quelle che ti hanno dato la prima vera notorietà. Canzoni, tra l'altro, che nei tuoi concerti canti ancora. Imperdonabile alla domanda se t'eri mai più sentita col resto della band e la tua insensibile risposta. Ci siamo rivisti ai funerali di due di loro. E i nomi? Inaccettabile. Avevo da subito capito che seppur brava avevi un carattere poco sensibile, ha proseguito Cassano. Capisco lo sforzo che fai con te stessa per apparire al pubblico una persona normale, perché ti senti una diva, un essere superiore, ma solo perché hai una bella voce? Abbi rispetto di tutti, Antonella, a cominciare da te stessa, e non raccontare cose non vere. A me ti presentò tale Eros, il tuo ragazzo di allora, e non la PFM, e ti feci fare consenzienti Aldo, Carlo e Pucci Cocis, batterista di Noi Allora Jet, i cori nel nostro disco Fede, Speranza e Carità. Fu da lì che poi iniziò il tutto. Come pure dimentichi il mese passato da noi due soli nelle sale prova Fratelli Gaggera a Genova, quando scrissi per te, nota dopo nota, Cavallo Bianco, la conclusione del post di Cassano. Che brutta cosa, ma fate pace veramente, ma fate pace che ce n'è bisogno, dai, queste cose fanno male alla musica italiana, al vostro passato, a quello che avete costruito. Così come quando io vedo certi video di Giorgio Bracardi che dice alcune cose su Renzo Arbore, siete stati i Beatles della radio, avete fatto una rivoluzione insieme a Boncompagni e Marenco, ma fate pace pure voi due, che saremmo tutti più contenti, cavolo. Va bene, sono le 12:30, andiamo in pausa e ci sentiamo il Bepi and the Prismas, Bank Blues del 2006, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Depositare gli oggetti metallici. Allora me le alternai, dai, oggetti metallici, da fosta a porta. Bankier. Ogni tanto scegli i miei soldi, porti via tutto. Poi chi di mia madre e di mia sorella, perché adesso ha mito rap. Ho imparato a conoscere fotter. Si c'è per brai, de cunta di vale. Basta torcia su, la poera sitt. Passato, con la civilizazione, con la storia del temporale del porco diavolo, che lascia al tappo che i lastre, lascia i perché mai era fuori. Alla fila fera non ci bagna ah, ma adesso le piacine, mi trovo anche giusto. Vedo tutti, in duca di che me. Al vegne con
segne. Lo so collega al barbigì, che dia che 4 anni fa, a mia di che ti fa che go domanda, più lì tra i suoi quando ognoia, e invece la signorina ieri. La madicca è vincolata fino al 2008 e me adesso come fui che dietro il camper per invalido di solo con la famiglia e coi soci all'Oktoberfest. Rota, rota, il mio collega rota. E tra parentesi alzata bianchi che mi consiglia mai se chi solle lui sappa quasi lo te tu per sé e la mania tu oggigiorno do alla zappa interessi se però camper angal ban camper la formula più vantaggiosa per realizzare il suo sogno senza per questo farsi strossare da un mutuo e senza toccare chi sono i famosi che per l'appunto si Adria parla. Sul banchiere per tasche me magari ecco mi sono espresso male, insomma lui sarebbe dietro a dirmi che il camper per comprare gli stessi se no in effetti chi sono là le mail legali che può tanto il 2008 ormai le sa e despota insomma ecco cosa fa pronti no te la firmetta qui ecco un'altra qui a destra non posso rota rota mi fa piacere rota ha visto che alla fine una soluzione l'abbiamo trovata io la saluto e mi raccomando quando serve siamo qua. Io lo trovo un pezzo semplicemente geniale, Bappy and the Prismas, Bank Blues del 2006, ma alle 12:36 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Capitaneria di Porto, ma c'è una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Signor Tonino, sono ancora io. Se la Oh, cara Lisetta, mi dica. Senta, mi è venuta in mente una cosa, poi mi taccio. Scuola e lavoro. Allora, è ormai acclamato, signor Tonino, che l'Italia esporta laureati ed importa immigrati. Mi sembra, no? Che è così la situazione. Mi sembra abbastanza evidente. Ecco, andazzo al quale ormai ci dobbiamo adeguare. Allora, ora calcoliamo, anche per esperienza personale, che un laureato partendo dalle elementari, sommando i costi della famiglia a quelli dello Stato, arriva ad un investimento condiviso appunto fra Stato e famiglia di 500.000 euro e sono convinta di non sbagliare. Una volta conseguita la laurea, signor Tonino, se questi se ne va all'estero a lavorare, finché continua ad avere la residenza della famiglia, paga le tasse nel paese che ha investito per laurearlo. Ma nel momento in cui dovesse richiedere la residenza nel paese in cui lavora, le tasse restano là. E allora non sarebbe più giusto che almeno il 50% di questo tributo finisse nelle casse del paese che ha investito per formarlo a parziale risarcimento, dico io, di quanto investito? Cioè istituti, insegnanti e libri, eccetera. Ecco, ci pensi a quello che ho detto io, se ho sbagliato, per carità.
La No, saluto per e mi carità. scusi della seconda volta che l'ho chiamata. Mi scusi Ma no, tanto. ma perché Arrivederla. lei è benvenuta, piuttosto che si mangia oggi? Arrivederla, signor Tonino, e buona giornata. Grazie. Non mi ha voluto dire che si mangia oggi, porca miseria, vabbè. Vabbè. Allora, bella gente, che ora si è fatta? Le 12:38 minuti. Noi adesso parliamo di banche, parliamo di bank blues. No, parliamo del recente decreto che ha stabilito, appunto, ha reso il conto in banca un diritto di cittadinanza. Io ne ho parlato, lo avremo fino a fine mese, gradito ospite ogni lunedì, il segretario generale della Wilca, Fulvio Furlan. E allora, se siamo pronti, andiamo pure, state a sentire che cosa ci siamo detti. E allora, anche questo lunedì io ho il piacere di ritrovare il segretario generale della Wilca, Fulvio Furlan, che voglio ringraziare del suo tempo e della sua cortesia. Segretario, Ringrazio allora, voi e lei. sì, grazie. Senta, la settimana scorsa abbiamo parlato di desertificazione bancaria. Ora entriamo in un tema che effettivamente ha lasciato un po' perplessi tanti, perché è un tema, se vogliamo, forse un po' settoriale. Cioè l'idea del il rapporto che c'è tra il conto corrente e la cittadinanza. È stato approvato questo provvedimento peraltro diciamo voluto soprattutto dalla Lega, per il conto corrente che diventa un diritto di cittadinanza. Cioè, che cosa vuol dire questo? Ma vuol dire che il dispositivo di legge, che tra l'altro deve essere ancora poi confermato al Senato, prevede che la banca non si possa in sostanza rifiutare di aprire un conto corrente e né tantomeno di prendere iniziativa autonoma per la chiusura se il conto corrente ha un saldo inattivo, posto le limitazioni che ovviamente esistono per quanto riguarda il tema dell'antiterrorismo e dell'antiriciclaggio. È una forma di, ovviamente, di, come l'ha chiamata lei, di diritto di cittadinanza per il conto corrente. Capiamo che può prestarsi a diverse interpretazioni. Infatti, per esempio, ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha espresso anche in audizione comunque delle perplessità e delle critiche, però per alcuni aspetti va in una logica di inclusione che crediamo possa essere positiva. Ecco, ma diciamo così, questo diritto è un costo aggiuntivo per le banche, è un problema per le banche, soprattutto limita la libertà d'azione della banca, perché se il conto corrente è un diritto di cittadinanza, necessariamente la banca non si può rifiutare di concedertelo. Però aggiungerei anche un'altra cosa: se la banca non si può più rifiutare di aprirti il conto, che cosa allora le impedisce, per esempio, dico provocatoriamente, di darti un mutuo? Beh, sono due profili diversi, perché la concessione del mutuo è un prestito che poi attiene a delle determinate garanzie. La prima è l'ipoteca sull'immobile, se il mutuo è concesso per acquisto di un immobile. Nel caso del conto corrente è un deposito, in tant'è che c'è il vincolo al non poter chiudere il conto corrente se il saldo è inattivo. Quindi in quel caso non è il cliente che deve dei soldi alla banca, ma è la banca che ha a disposizione dei soldi che sono del cliente. Però al netto di questa considerazione, il tema, le banche, io riprendo quello che ha sostenuto ABI, con delle osservazioni anche legittime sotto certi aspetti, quello che è un contratto privato, la banca è un'azienda privata e che quindi gli si impone un obbligo che limita, se vogliamo, adesso detto in termini un po' anche estensivi, la sua libertà di impresa. Il tema che sostengono le banche è che non ci fosse necessità di una legge perché la chiusura forzosa dei conti correnti o il rifiuto dell'apertura di conti è un fenomeno molto marginale, quindi che non investe, che non rappresenta un dato strutturale, e poi pongono dei temi rispetto all'equità di trattamento rispetto alla legislazione internazionale, in particolare europea,
che potrebbe costituire un vincolo in più per le banche italiane. Tutte le osservazioni che hanno una loro legittimità, noi crediamo che però vada anche considerato il tema della possibilità di accesso a uno strumento che costituisce un elemento molto importante sotto vari aspetti, anche della libertà dell'individuo. Infatti viene anche richiamata la possibilità di esercitare dei propri diritti costituzionali, quello della possibilità oggi di per avere un conto corrente è anche espressione di libertà economica, di poter gestire i propri soldi, e questo per esempio ha particolare importanza per le donne. Noi ABI ha fatto delle iniziative a favore delle pari opportunità per le donne, per l'accesso agli strumenti economici e finanziari. Noi sappiamo per esempio che una delle forme di violenza sulle donne è la violenza economica, quella di impedire che le donne possano avere delle disponibilità economiche proprie, anche avendo uno stipendio. Ricordiamoci che ci sono stati soltanto dopo la seconda metà degli anni 90 le donne in vari paesi europei hanno potuto per legge aprire dei conti correnti a loro nome, se no prima serviva sempre la firma dell'uomo o la cointestazione. Quindi è una forma di libertà e di inclusione delle persone verso l'utilizzo di strumenti economici che rappresentano un fattore da un lato di libertà e da un lato anche di possibilità di tutela del loro risparmio, che sappiamo è un diritto costituzionale. Ecco, senta, questa misura può essere applicata anche, per esempio, a tutte quelle donne, molto spesso di religione islamica, che arrivano nel nostro paese e molto spesso sono costrette a vivere chiuse in casa, guardate a vista dal marito? Cioè, può essere anche uno strumento di emancipazione per loro? È uno strumento di emancipazione per tutti e soprattutto per chi subisce forme di discriminazione. Ha citato le donne islamiche, ma non esiste soltanto la discriminazione nel rispetto delle donne islamiche. Molte anche donne italiane o dentro nuclei familiari hanno poche possibilità di gestione del denaro, anche quando sono loro a guadagnare. Quindi io credo che sia un problema proprio di libertà e di possibilità appunto delle persone di poter accedere a strumenti che, è vero, le banche non è che negassero in termini sistematici o ci fossero una casistica così elevata, però sicuramente è un dato significativo che può spingere persone come le donne islamiche, ma non solo, ripeto, perché non è un problema solo di una certa certa fascia di popolazione, che possono essere spinte a anche emanciparsi, avere quella spinta verso una libertà che oggi pensano non poter avere. Quindi crediamo che sia un fattore importante. L'altro fattore può anche essere quello che anche qui noi spingiamo molto verso logiche di vendita dei prodotti in modo corretto, che tengano conto del prodotto corretto per la clientela che ha lo sportello che si rivolge alla banca, sia in termini di quantità di investimento, sia in termini di rischio dell'investimento. Sappiamo, noi abbiamo fatto una lunga battaglia, la stiamo tuttora facendo, contro quando le politiche commerciali delle banche verso i lavoratori diventano pressioni commerciali a raggiungere obiettivi sempre più difficili, e questo a volte si ripercuote, soprattutto in passato, prima che facessimo determinati accordi, prima che si maturasse una forte sensibilità su questo tema, ma ancora delle situazioni ci sono,
nella vendita di prodotti non adeguati, oppure nella non concessione di determinate possibilità al cliente se non fa determinati investimenti. Ecco, magari la possibilità di chiudere il conto poteva rientrare tra una di queste forme. Ripeto, non è un caso, non abbiamo casistiche strutturali o che possono dire il settore si comporta in questo modo, anzi, e soprattutto è cresciuta molto la sensibilità in questi termini. Però diciamo che questa legge può dare un segnale positivo anche sotto questo punto di vista. Segretario, darai un po' dalla nostra conversazione e le chiedo questo. Questa è un'epoca in cui il precariato nei fatti si è istituzionalizzato ed è pieno, per esempio, di partite IVA. Come fa una partita IVA, sia pure dotata di conto, a chiedere e ottenere un mutuo? Beh, guardi, nella concessione dei mutui, nella concessione dei prestiti in genere, quello che prevalentemente fa fede è la capacità di reddito per poter restituire in un rapporto di fiduciario che c'è tra il cliente e la banca, di poter restituire il prestito. Per cui vengono chieste determinate garanzie. Lei che parla del mutuo, come dicevo, il mutuo in genere se è per l'acquisto di una casa, ha già l'ipoteca sull'immobile come garanzia, ma sappiamo che poi ne possono essere chieste ulteriori, e se il libero professionista come il lavoratore dipendente è in grado di dimostrare che ha un reddito adeguato al prestito che sta chiedendo, in genere non ci sono problemi. Certo, possono esserci dei problemi quando questo è molto meno possibile per il lavoratore dipendente, soprattutto che, come dire, è tassato come sostituto d'imposta dal proprio datore di lavoro, mentre invece dal libero professionista, se non dovesse dichiarare tutto quello che guadagna. E quindi è capitato quando anch'io lavoravo allo sportello che dei liberi professionisti presentavano un reddito inadeguato per il prestito che chiedevano e poi sostenevano di avere molto più reddito, però non era certificato. E quindi in quel caso si chiama evasione fiscale, detta, diciamo così, in stampatello, e quindi ovviamente se non c'è la certificazione della capacità di reddito non si può accedere a determinate forme di prestito. Che poi ci sia un problema di accesso al credito, questo è un lungo dibattito che c'è anche, diciamo così, nel paese. Nella recente assemblea di ABI il ministro Giorgetti ha invitato le banche a concedere più prestiti alle imprese, quindi non solo le imprese individuali, ma le imprese, per svolgere in pieno il loro ruolo di motore dell'economia, come dire, di soggetto che può favorire la crescita economica del paese. Le banche sostengono che stanno erogando più di quanto avessero fatto in passato, e che comunque il tasso di richieste di soddisfazione delle richieste è elevato, e quindi è un dibattito che va avanti tra le istituzioni, e probabilmente ci sono dei casi in cui le banche potrebbero fare molto di più, e ci sono dei casi in cui le banche hanno anche il corretto approccio rispetto all'erogazione del credito, perché non dimentichiamo che uno delle grandi problemi che ci fu dopo la crisi del 2008 fu quello della enorme quantità di NPL, cioè di crediti diventati deteriorati, perché magari si era dato credito a chi poi non poteva restituirlo, e quello divenne poi un problema non solo delle banche ma a livello di sistema. Quindi credo che il settore bancario italiano sia molto virtuoso e molto solido, può fare di più su certe partite,
credo che come sempre, se tutti hanno l'obiettivo di e l'ottica di una crescita, di una visione collettiva, dove tutti contribuiscono al benessere collettivo e al progresso collettivo e ognuno fa la sua parte, poi dopo le situazioni virtuose diventano sicuramente più rilevanti di quelle negative e che diventano marginali. Segretario, ma dare il diritto appunto al conto corrente a tutti, possiamo rischiare per esempio che aumentino le truffe? Come in tutte le vicende umane, quando si fanno delle iniziative si aumentano degli utilizzi scorretti di determinati strumenti. Quindi sicuramente può esserci il problema delle truffe, che però, come dire, è un problema che è costantemente monitorato sia dalle banche con i loro strumenti, che da lavoratori bancari che sono molto professionali, sia quelli dello sportello che poi in tutta la filiera gerarchica, per evitare situazioni di questo tipo. Non a caso poi la legge dice richiama l'attenzione all'antiriciclaggio, richiama l'attenzione all'antiterrorismo, quindi la vigilanza su l'utilizzo scorretto di determinati strumenti c'è sempre, non è che viene meno per questo motivo. Sicuramente è un dato su cui fare attenzione, perché come dire, le persone che cercano di approfittarsi anche di situazioni positive purtroppo ci sono, ma non è che possiamo fermare le logiche che possono essere di beneficio per tutti, perché c'è chi ne fa un cattivo uso. Vanno fermati con tutti gli strumenti legali possibili chi ne fa un cattivo uso. Io credo che poi in generale serva la UIL che si impegnano in questo senso, ma non solo noi, è un problema sentito anche dalle organizzazioni sindacali a livello di settore, una crescita importante dell'educazione finanziaria, perché gli strumenti finanziari siano utilizzati nel modo corretto, siano utilizzati per favorire benessere, per favorire progresso, e anche perché le persone devono essere consapevoli di cosa si può e cosa non si può fare quando si utilizzano determinati strumenti. Molto E bene. anche di quali sono i loro diritti rispetto, ad esempio, alle pressioni commerciali che dicevo prima. Certo. Senta, per finire, l'11 di agosto, tra pochi giorni, sarà Ferragosto. Ma com'è la vita negli sportelli bancari in queste giornate d'agosto? Lei che cosa si ricorda di quando stava allo sportello? Mi ricordo che intanto siamo sempre aperti, tranne il 15 di agosto, le filiali bancarie e i lavoratori sono sempre in servizio. Questo lo dico anche riferito alla nostra campagna sulla desertificazione bancaria, perché come abbiamo avuto modo di dire lunedì scorso, le banche offrono un servizio essenziale, come è stato certificato durante la pandemia, e quindi crediamo che questo servizio essenziale debba essere a disposizione di più cittadini possibili, e quindi per questo reitero il tema il problema della chiusura degli sportelli. E quindi tranne il 15 d'agosto, il 14 le filiali sono aperte, adesso non mi ricordo, mi pare che se il 16 è un giorno festivo quest'anno, ma Il 16 è sabato. Ecco, il 16 quindi sarà chiuso, ma ci sarà comunque lavoratori che prenderanno quei 3 giorni, e lunedì saranno di nuovo sul posto di lavoro nella turnazione delle ferie che si fa di solito. E devo dire che non è, per quanto mi ricordo io, non sono giornate necessariamente vuote di lavoro, perché comunque le persone che rimangono in città oppure nei luoghi di villeggiatura, che affollano i luoghi di villeggiatura, magari hanno bisogno del servizio delle banche, le banche e i lavoratori sono a loro disposizione. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché
e la ringrazio per la domanda perché si ribadisce il valore non solo economico che hanno le banche, ma anche il ruolo sociale che svolgono le banche, ma che svolgono tutte le lavoratrici e i lavoratori, a partire dal neoassunto che è stato assunto pochi giorni fa, a chi ha tanti anni di servizio che si mette a disposizione della clientela tutti i giorni. E allora che dire di più, insomma. Grazie e buona settimana anche a lei, segretario. Grazie mille e buon lavoro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Voglia di correre, voglia di vivere. Io questa volta voglio stare con te. Baciami contro per caso, può valere una vita, portami via, tra le tue dita vivrà motocicletta che nostalgia verso il mare, resteremo a guardare abbracciati così. La festa è tutta qui, tristezza ed allegria. Io questa sera resto, non vado via. Stasera mi butto, ci voglio provare. Stanotte me lo sento, non mi può andare male. Mi butto no, mi butto sì. Soltanto chi non salta non potrà mai volare. E allora? Stasera tu sei qui e scoppia il venerdì. Io questa volta voglio stare con te. La festa è tutta qui, tristezza ed allegria. Io questa sera resto, non vado via. Io questa sera voglio stare con te. Io questa sera voglio stare con te. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Buongiorno Antonino, a te la linea. Oh, buongiorno a te, cara Sveva. Come vedete abbiamo fatto il cambio dei macchinisti a Napoli Piazza Garibaldi. Adesso abbiamo al comando la nostra Sveva. Buongiorno, bentrovata, buon lunedì in questa afosa settimana agostana. Avete ascoltato niente po' di meno che Raul Casadei, Rimini, Rimini, Rimini del 1991, perché tra poco parleremo ovviamente di Romagna. Nel frattempo però io alle 13, 3 minuti e 35 secondi, mentre voi all'ombra vi state scofanando una bella caprese, una bella insalata caprese o chissà che cosa vi state mangiando, vi voglio dare una notizia curiosa che arriva da Amalfi. Contro le bucce di limone ad Amalfi arrivano i lemon beans, scrive Laggi. Si tratta di 5 bidoni rigorosamente di colore giallo, lemon friendly, installati in diversi spazi della città dove sarà possibile conferire gli agrumi scavati dai celebri lemon sorbet. State attenti perché in Francia, per esempio, le cassette della posta sono di colore giallo. Non vorrei che assieme alle bucce di limone ci trovano qualche cartolina. Comunque, il sorbetto al limone, scrive Laggi, è ormai un simbolo dell'estate amalfitana, amato dai turisti, pluri-instagrammato. Dietro però c'era un problema, le bucce di limone svuotate, che venivano abbandonate un po' ovunque, con effetti negativi su decoro, igiene e ambiente. Così il comune di Amalfi ha trovato una soluzione tanto intelligente quanto attenta all'ambiente e gli agrumi scavati dei celebri lemon sorbet trovano casa nei lemon beans. Si tratta di 5 bidoni rigorosamente di colore giallo, lemon friendly, installati in diversi spazi della città, nello specifico 2 in Piazza Duomo, Piazza della Bussola, Piazza dei Dogi, Piazza dello Spirito Santo. I bidoni su cui è impresso un limone stilizzato presentano diversi vantaggi, dice il sindaco Daniele Milano, e spiega innanzitutto un aumento della percentuale di raccolta differenziata e l'abbattimento dei costi per lo smaltimento. Inoltre i cestini presentano una chiusura ermetica per evitare l'avvicinamento di insetti come api, zanzare, mosche e il deturpamento del decoro urbano. Una sostenibilità quindi ambientale e sociale, ma anche economica, se si pensa che ogni tonnellata di organico ha un costo di 163,68 euro a fronte dei 100 euro per lo smaltimento dell'organico nel quale confluiranno i limoni farciti. Nella prima giornata di sperimentazione ne sono stati raccolti già 300 kg. L'iniziativa rientra nel progetto di gestione sostenibile della raccolta rifiuti nell'ambito delle 11 azioni per un turismo più sostenibile presentate dal primo cittadino un anno fa, che ha già riguardato l'installazione di diverse tipologie di dispositivi, quali cestini differenziati per le spiagge e parco giochi, smoker points, ripristino dei bidoni in ghisa esistenti. A questi si aggiungeranno presto dog toilet, mini isole ecologiche modulari, 2 aree test per la raccolta differenziata in strada. L'assessore all'ambiente Ilaria Cuomo evidenzia che il personale preposto alla vendita dei lemon sorbet avrà il compito di informare e sensibilizzare il cliente, invitandolo a conferire i rifiuti direttamente in situ o nei cestini dislocati sul territorio, specificando che il limone andrà gettato all'interno dei contenitori lemon beans. Quindi mi raccomando, attenzione al lemon, perché il lemon va rispettato. Una volta li davano ai porci, in Sicilia le bucce di limone così venivano riciclate in maniera molto ecologica perché entravano nel cosiddetto pastazzo che veniva dato ai maiali e insomma pare che i maiali apprezzassero, per cui come vedete del limone non si butta via niente. Allora, ho poi una notizia curiosa, molto kafkiana, che arriva da Torino, precisamente Torino Cronaca. Il comune rifà le strisce pedonali, il giorno dopo asfalta la strada e le cancella. Lo trovo geniale, questa ci è stata segnalato dalla gatta sociale di Aria Fritta, ma vabbè, la trovate sulla sua pagina Facebook.
Difetto di comunicazione tra uffici e strisce pedonali appena rifatte vengono coperte dal catrame. Sentite qua. Metti la cera, togli la cera, diceva il maestro Miyagi in Karate Kid. Un insegnamento, scrive Torino Cronaca, che a Torino a quanto pare è stato adattato in Metti le strisce, togli le strisce. Via Bibbiana è qui nel cuore di Borgo Vittoria che nei giorni scorsi residenti e commercianti hanno assistito con qualche comprensibile perplessità a 2 giorni di lavori pubblici in strada. Giovedì scorso gli operai del comune hanno infatti ridipinto le strisce pedonali, opera meritoria attesa da tempo visto che erano ormai sbiadite e poco visibili. Peccato che appena 24 ore dopo altri operai del comune siano tornati in via Bibbiana per asfaltarla. Con quale conseguenza per le strisce appena rifatte è facile intuirlo. Sepolte e cancellate da una collata di asfalto fresco e quindi in attesa di essere rifatte di nuovo. Vorremmo sapere con quale criterio si stanno spendendo i soldi pubblici, si chiede Stefania Garini, residente, visto che come se non bastasse nei prossimi giorni si spaccherà di nuovo tutto per il cantiere del teleriscaldamento. Un ennesimo spreco di denaro dei cittadini che pagano le tasse, mentre i politici continuano a sbandierare la scarsità delle risorse per i servizi pubblici. Chi dobbiamo ringraziare? A provare a chiarire i passaggi di quanto avvenuto è Bruno Francavilla, coordinatore viabilità circoscrizione 5. Si è trattato di 2 cantieri gestiti dal comune, spiega, ma da uffici diversi. Giovedì è intervenuto il servizio segnaletica che fa capo all'assessorato viabilità su sollecitazione dei residenti che avevano chiesto di ridipingere le strisce cancellate. Il giorno dopo la strada è stata asfaltata dal servizio suolo pubblico che fa capo all'assessorato manutenzione viabilità. Evidentemente qualcosa non ha funzionato nella comunicazione tra uffici diversi. Vabbè, da Torino adesso andiamo a Rimini con la nostra Maddalena Baldini, andiamo a vedere che cosa c'è di bello in Romagna. Sveva, vai pure. E allora, quest'oggi, questo lunedì 11 di agosto, torna ancora una volta la nostra giornalista enogastronomica di riferimento, nonché grande appassionata di viaggi, la nostra Maddalena Baldini, che da dove mi parli oggi? Ti vedo tra l'altro ben abbronzata alla faccia mia che sono un mozzarellone. Buongiorno Nino, ciao, buongiorno. Ben trovata. Oggi sono in Romagna e quindi terra di mare e sì, effettivamente ho preso un po' di colore, dai, inizio a essere quella bella tonalità color Estiva. cioccolato. Estiva, estiva. Ci sta, ci sta. Senti, nel weekend si parlava del fatto che le spiagge quest'anno non sono molto frequentate. Visto che sei in Romagna, che ambiente hai trovato? Effettivamente Nino, confermo un pochino questa cosa, nonostante ormai siamo prossimi al Ferragosto, quindi dovrebbe essere il periodo più intenso dell'anno. Effettivamente, nonostante comunque qua in Romagna ci sia un buon movimento, posso confermare che le spiagge, poi banalmente è un po' diciamo l'elemento dal quale si capisce come va il turismo, le spiagge, gli ombrelloni non sono pienissimi come invece capitava negli anni passati. Cioè noto che ci sono tanti posti liberi e anche passeggiando di sera per le vie centrali effettivamente c'è gente, ma non c'è quel pienone, magari quella calca che ci poteva essere gli anni passati. Non solo, diciamo, per i più giovani, ma anche un pubblico di famiglie, insomma, un pubblico già di persone adulte. Confermo che, insomma, la quantità di vacanzieri che si registrava anche i decenni passati, no? Perché effettivamente poi il turismo anche qua in Romagna nel corso degli anni è cambiato, non è forse così intenso come ci poteva essere anni fa e tempo fa. Nonostante, ci tengo a dirlo, insomma, la Romagna resti una delle zone più gettonate perché a livello di proposte, di offerte è veramente completa.
A Milano Marittima ti posso dire, Nino, che effettivamente trovi tutto ciò che uno ha desiderio di provare, insomma, dalle spiagge super attrezzate alle spiagge più tranquille, trovi ancora i locali per ballare, i locali per il divertimento, oppure trovi anche i ristoranti dove puoi passare una serata mangiando bene, chiacchierando in piena tranquillità, senza magari finire nel caos della musica o delle danze scatenate. Senti, ma secondo te è colpa dell'economia o anche colpa del fatto che comunque oggi come oggi l'Europa si può attraversare spendendo meno di 100 euro e sono venute fuori tutta una serie di località in Europa e anche fuori, penso anche a Sharm el Sheikh, che rappresentano un'alternativa, non dico low cost, ma comunque competitiva? Sicuramente la questione budget influisce, è inutile che neghiamo questa cosa e anzi, se mi permetti, io vorrei consigliare due strutture che offrono comunque delle offerte complete, cioè danno comunque dei servizi completi, scusa, però possono essere adatte a tasche differenti. Nel primo caso ti parlo del Mare Pineta, che è un resort eccezionale, quindi lì trovi veramente i comfort di ogni tipo ed è una condizione di lusso totale, cioè si è coccolati a 360 gradi. Dall'altro lato invece propongo l'Hotel Continental che offre anche qua una quantità di servizi eccellenti sia in fatto di pulizia, che è una cosa essenziale per chi poi effettivamente sceglie di trascorrere dei giorni fuori casa, spazi molto ampi, spazi molto curati, un personale gentilissimo e basta letteralmente uscire dall'albergo e si è in spiaggia. Quindi cioè, sono due proposte complete, sono due realtà eccellenti con budget sicuramente che cambiano, però valide entrambe, questo sì. E riagganciandomi a quello che dici tu, il discorso economico di certo condiziona un pochino i vacanzieri. Effettivamente ci sono tante persone che prima potevano permettersi anche di passare un mese al mare, di stare un mese in albergo con le famiglie. Oggi questa cosa non esiste più o relativamente, insomma ci sono dei numeri più bassi rispetto a un mese, si scelgono le 2 settimane standard, i 10 giorni, insomma sicuramente si riduce il periodo. Certo. Sai Nino, chi ha famiglia, comunque anche solo 3-4 persone, alla fine la spesa è impegnativa e penso che sia uno dei fattori determinanti, anche se ribadisco, qua in Romagna fortunatamente è una delle zone dove si può stare bene trovando soluzioni utili a tutte le tasche, adatte a tutte le tasche. Ecco, a questo punto allora la domanda suona quasi banale, visto che stiamo parlando della capitale mondiale, anzi dell'universo del mangiar bene. Che si mangia oltre alla classica piadina con lo squacquerone? Beh, quella diciamo che la trovi veramente in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto. E quello è un po' il simbolo, no, della Romagna per eccellenza. Ormai viene servita anche proprio al posto del pane. Quindi uno dice, dai, oggi sto leggera, mi ordino un'insalata, poi arrivano queste piadine meravigliose, fumanti, e quindi il buon principio, diciamo, del piatto light finisce un po'. In Beh, la Romagna si strada sa, cioè, dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, quindi
Hai ragione, hai ragione. Poi, vabbè, in Romagna si sa che si mangia e si beve divinamente, insomma, sia in fatto di sapori, di colori, i gusti sono veramente tanti. Ti posso segnalare, per esempio, gli strozzapretti, no? Che sono una pasta, tra l'altro non una pasta all'uovo, ma fatta semplicemente con acqua e farina, e vengono chiamati così, pensa, intanto perché ricordano un pochino la forma del laccio, ed era proprio un laccio che veniva utilizzato per strangolare i preti quando venivano accusati di qualche cosa. Ovviamente andiamo indietro secoli fa. Altre versioni invece dicono che il nome strozzapreti deriva dal fatto che, essendo un piatto così appetitoso, se ne mangiavano talmente tanti che alla fine si rimaneva strozzati. E in questo caso vengono conditi o con il classico ragù di salsiccia, che effettivamente, insomma, è bello consistente, oppure, proprio perché siamo in estate, ci sono un po' di varianti legate principalmente a un sugo a base di pesce. Ci sono poi i cappelletti, da non confondere, attenzione, con i tortellini bolognesi, perché questi sono un pochino più grandi, anche qui vengono conditi magari con un buon ragù e sono un piatto ricco, bello sostanzioso, che dà molta soddisfazione. Un altro piatto tipico sono i passatelli, e pensa, li prepara anche mia madre. Quelli vengono fatti con il pangrattato, il parmigiano, le uova, e di solito vengono cotti nel brodo. Sempre perché siamo nel pieno dell'estate, nei ristoranti si possono trovare anche nelle versioni un pochino più leggere e meno invernali. Un altro dolce, in questo caso tipico, è la classica ciambella romagnola. Uno penserebbe alla forma tonda che conosciamo tutti, Certo. in realtà invece si tratta di un panetto, ha quasi la forma di una pagnotta, un dolce semplicissimo con farina, zucchero, uova e burro, che viene servito per la colazione, per la merenda, e poi per i più golosi si può abbinare un po' di panno, un po' di gelato, proprio se vogliamo essere più moderni. Quindi le proposte culinarie sono veramente tante. Da considerare che la Romagna, nonostante la si conosca poi perché è sul mare, ha anche proprio una forte tradizione culinaria legata al territorio agricolo. Ecco perché poi, come capita anche in altre parti, c'è questa proprio contaminazione di terra e di mare, e poi si beve bene. Ci sono degli ottimi vini, come per esempio il Pagadebit di Romagna. Pensa, anche qua c'è questa curiosità, no? Pagadebit perché è il nome dell'uva anche, e veniva prodotta in maniera così massiccia, e questo vino era così abbondante, che i contadini, quando non riuscivano a saldare, a pagare qualche cosa con i prodotti della terra, intervenivano dando il vino, quindi il pagadebiti. E poi ovviamente abbiamo il classico Sangiovese, insomma, quello è l'intramontabile. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. La Romagna è terra di buona tavola, buon vino, ma anche di arte e di cultura, Nino. Quindi è sempre bene ricordare anche questo aspetto, che è fondamentale. Direi non fosse altro che per fare della cultura, diciamo, popolare o cinematografica. Intanto questa è la ciambella romagnola che sono riuscito Eccola a lì. trovare mentre parlavi. Ce l'ho fatta, eccola qua. Bravo, In effetti, Nino. merci beaucoup. Cultura, vabbè, da Giovanni Pascoli fino a Federico Fellini, fino alle varie volte in cui la Romagna viene citata da Dante, che peraltro muore a Ravenna, quindi voglio dire, Certo. a voglia. Poi c'è, andando più giù, si va verso il Montefeltro, Urbino, ma lì siamo già nelle Marche, e poi San Siamo già nelle Marino. Marche.
Per chi si San vuole Marino sentire sicuramente. un certo allure di estero, San Marino è probabilmente uno dei posti dove presentarsi. Certo, Dimmi. ma pensa poi anche solo a Cesena, no? Che tutti la identificano per l'appunto come località di mare. In realtà a Cesena c'è la Biblioteca Malatestiana, che è un patrimonio incredibile ed è rimasta intonsa, cioè praticamente la possiamo visitare come era all'incirca nel 1500, con una quantità di volumi introvabili, cioè unici al mondo, e pensa che sono ancora legati dalla catena allo scrittoio dove si sedevano gli studiosi per la consultazione. Non c'è neanche la luce elettrica, quindi per visitarla, soprattutto in inverno, diciamo, bisogna fare attenzione, cioè bisogna scegliere le ore centrali del giorno in modo tale che si possa vedere con più attenzione quello che troviamo all'interno. E c'è anche una chicca simpaticissima, che è il libro più piccolo del mondo. È grande all'incirca, ti potrei dire, meno di un dito. E Dovrebbe pensa essere un che è libro d'ore, può leggibile. essere? Sì, può essere, ed è un libro comunque leggibile, quindi insomma ci sono una quantità di cose veramente uniche. A Rimini, visto che siamo sempre qua sul territorio, consiglio anche la Casa del Chirurgo, una domus, che è stata scoperta non tantissimo tempo fa per caso. Pensa, quando si trovano le ricchezze, era caduto un albero e sollevando le radici sotto avevano visto che c'erano dei mosaici. Quindi cosa hanno fatto? Hanno iniziato a scavare ed effettivamente hanno trovato questa domus molto ricca, di proprietà di un medico, un chirurgo, perché hanno trovato all'incirca 150 reperti che fanno riferimento alle antiche attrezzature, chiamiamole così, utilizzate dai medici e dai chirurghi nell'antichità. Che Quindi meraviglia. veramente c'è da sbizzarrirsi a 360 gradi. Senti, so che sei in un hotel particolare, di che si tratta? Allora, qua sono al Mode, è un hotel che è una sorta di oasi ecologica, spazi molto grandi, suite molto belle, tutte di design, dove l'elemento centrale è proprio quello del vivere bene, ma vivere in maniera sostenibile. Quindi si fa attenzione allo spreco d'acqua, banalmente i rubinetti non hanno un getto d'acqua eccessivo, le luci si spengono automaticamente quando qualcuno non si trova più all'interno della camera, i materiali sono sostenibili, ma materiali in alcuni casi anche di riciclo, e diciamo che anche qua è un po' l'aspetto fondamentale della sostenibilità rivolta al turismo, cioè dare il massimo del comfort, dare il massimo anche della tecnologia, no? Perché qua è tutto tecnologico, qualsiasi cosa Certo. si tocchi si muove automaticamente. Però di contro l'importanza di un approccio sostenibile anche quando si è in vacanza, quindi la sostenibilità come fil rouge per vivere una vacanza nel comfort totale. Mamma mia, e sentirsi anche a posto con la coscienza, vedo. Niente Certo, male davvero, niente male davvero. certo. L'hotel che ripensa all'hotel, signore e signori, però mi incuriosisce anche non poco, devo dire. Complimenti. Da provare, Nino, da provare, è un'esperienza da provare, Why un'esperienza da not? fare. Ah, che bello, però. Sì, hanno, tra l'altro ci sono degli spazi comuni molto ampi dove si può anche andare a lavorare, zone di relax, quindi cioè veramente ti offre tutto nel comfort totale e, ripeto, con un approccio green sostenibile
e rispettoso dell'ambiente, no? Che oggi come oggi effettivamente dobbiamo fare sempre più attenzione a dove viviamo, come viviamo e quello che lasciamo e consumiamo quando andiamo a visitare un posto nuovo. Aspetto fondamentale. Senti, per chiudere, l'Emilia Romagna, se io penso anche a certi film degli anni '80 o allo stesso Amarcord di Federico Fellini, viene dipinta come una terra di grandi passioni, grandi gioie, grandi partecipazioni. Poi nell'impazzare del solleone dell'estate c'è questa corsa al divertimento. È ancora questo lo spirito dell'Emilia Romagna, lo spirito di Rimini? È ancora un divertimentificio o ha recuperato un po' d'anima? Sicuramente ha recuperato, ci tengo però a fare un passo indietro, nel senso che la caratteristica di queste persone, Rimini, Ravenna, Riccione, Milano Marittima, hanno una caratteristica comune, hanno questo senso spiccato dell'ospitalità e dell'amicizia. È una cosa innata, no? Che hanno. Semplicemente tu chiedi qualcosa, tu chiedi un'informazione, non ti dicono mai non lo so o non è possibile, anche quando vai appunto all'interno di un albergo, non ti dicono mai no. Intanto tendono sempre ad aiutarti in tutto, eventualmente anche nelle richieste magari più complicate, più strane o alcune volte anche impossibili, rispondono faremo di tutto per accontentarla, ci proviamo ed effettivamente poi ci impegnano, cioè si impegnano nel fare questo e penso che sia una caratteristica proprio loro caratteriale talmente forte che oggi come oggi è bella da trovare e da sfruttare nel senso buono del termine, soprattutto da parte di chi come noi arriva da una città un pochino più chiusa, un pochino più fredda come può essere il capoluogo lombardo, insomma, Appunto. dove ecco, si corre, si fa, però sicuramente manca questo approccio accogliente, caloroso, cioè ti invitano tutti, ti fanno un sorriso tutti, entri in un bar come se ti conoscessero da una vita e come se tu fossi il loro cliente da sempre. Questo penso che sia un valore aggiunto che vada al di là del ristorante bello, famoso, della discoteca o del servizio completo. Io vorrei che questa caratteristica loro cioè, rimanesse, che si tramandasse proprio per far sì che il turismo possa diventare sempre più di qualità anche sfruttando questo aspetto umano, no? Che non sia solo il divertimento puro e fine a se stesso. E allora che dire di più? Riscoprite l'Emilia Romagna con la sua bellissima riviera, ma anche col suo entroterra. Certo, Nino, assolutamente, lo consiglio. Buon Ferragosto e al piacere di ritrovarci tra una settimana, allora. A presto. Un abbraccio a Grazie. tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il cielo è azzurro, il mare è blu. Per la merendina ci pensi tu. Partiamo alle 5, torniamo alle 8, affittiamo il canotto. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh cara, remo un po' io, remi un po' tu. Hai portato il gorgonzola, l'emmental, le uova, cioccolata e tè. Oh cara, cosa farei senza di te? Che idea, sospinti dall'alta marea. Che idea, senza la bussola, che idea. E poi due punti nell'oceano noi, così vicini ma lontani, nessuno tranne i pescecani. Ehi, ma che fai? Non sapevo soffissi di vertigini. Ehi, non mi sbaglio annegando, stai. Lasciami dai, perché coinvolgermi? Mentre vai giù, non rammento di te alcuna virtù. Mentre vai giù, io mi sento su. Via le tue mani dal canotto e vai sempre più sotto. Non ti vedo già più, che strana donna eri tu. Affittammo quel canotto e prendemmo il largo verso il mare blu. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva. I miei ascoltatori sono differenti perché il buon Dino al 340-670-9659 mi ha mandato una fotografia che quando io l'ho aperta mi sono gnammi, cioè guarda, manca solo una spruzzata di peperoncino, poi era perfetto. Dino dalla provincia di Brescia, guardate quest'uomo come si tratta. Eccoti accontentata, Antonino, spaghetti col sughetto di pomodorini, poi bravo, mi piace che li hai seppelliti di formaggio, pure a me piacciono molto col formaggio, però la prossima volta mi raccomando, anche poco di peperoncino, vedi che cosa mangi, oppure squagliare un po' di induja nel sugo, non assai, mi raccomando che fa caldo e la botta sarebbe forte, per cui Dino, senta a me. Però vedo uno spaghetto di livello, mi piace. L'hai cucinato tu o la tua signora? Questo ce lo devi svelare però adesso. Accanto all'immagine che mi viene mandata, e qui la bava sta cominciando a colare, visto l'orario dello spaghetto di Dino, noi abbiamo poi altre fotografie che sono arrivate del nostro Simone, il nostro artista torinese. E allora Sveva, se sei pronta, mostrale pure, perché
le trovi nella chat, e in particolare il nostro Marco De Settimo Torinese, che aveva telefonato stamattina come si dice, nel corso della rassegna stampa. Sono delle foto che lui mi ha mandato di questa installazione dedicata alla Torino degli anni 50, pubblicata sul suo spazio Second Life. Second Life, sapete che è stata nei primi anni 2000 una comunità molto gettonata. Second Life è questo ambiente virtuale, questo mondo virtuale nel quale voi potete costruire, eccola qua, una vita elettronica, e potete apprezzare queste immagini di Torino virtuale degli anni 50, queste installazioni del nostro Simone, che è veramente il nostro artista digitale di Capitaneria di Porto, e lo ringraziamo quest'anno per aver voluto dare questo contributo. Accanto a questo contributo, del quale io torno a ringraziare Dino, torno a ringraziare il nostro Simone. Voglio passare adesso, visto che si sono fatte anche le 13, 38 minuti e 23 secondi, al mercatello di Radio Libertà, della Capitaneria di Porto di Radio Libertà. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi noi parliamo di una cosa, le fotografie sono in chat, Sveva, di una cosa che d'estate di solito affittate, una cosa che peraltro in sé per sé sarebbe anche pacifica, ma nel passato essa è stata utilizzata addirittura per rocamboleschi tentativi di fuga dalla realtà, e soprattutto dalle forze dell'ordine. Di che cosa parliamo? Parliamo del pedalò, signore e signori, il pedalò che è il re delle estati, per quando si esce dalla spiaggia, lo si noleggia, si paga l'affitto orario e si va in mare con il pedalò. Il pedalò in fondo è una bicicletta acquatica. All'inizio del XX secolo c'era stato questo ingegnere che aveva progettato in Italia il cosiddetto idrovelo. Negli anni 30 c'era stato un altro progetto depositato da un ingegnere italiano, ma in realtà il pedalò è stato inventato dai francesi, ebbene sì. Sono stati i nostri cugini nel 1936 a brevettare, tra l'altro, proprio l'espressione pedalò, a dare il nome pedalò a questo strano oggetto con due scafi affiancati. Nel mezzo c'è questa serie di pale che vengono spinte appunto dal ruotare dei piedi, e poi con una maniglia che si trova al centro, sapete che si può usare come timone per andare a dritta o a sinistra. Il pedalò si è diffuso in Italia nella seconda metà degli anni 50. Io ho qui la stampa del 3 giugno del 56, pensate un po' voi, nel quale si parla delle comitive del nord sulla Riviera dei Fiori. Nonostante gli ostacoli burocratici, il grande afflusso di tedeschi e scandinavi non scelgono soltanto le stagioni basse ma la piena estate. 6 milioni di presenze l'anno in provincia di Savona, la sagra delle maschere ad Alassio, un'occhiatina ai prezzi. Ecco appunto, il collega Francesco Rosso, che firma questa corrispondenza come inviato speciale da Sanremo, scrive, parlando di Alassio: pur essendo una stazione balneare di rinomanza internazionale, Alassio offre una vasta possibilità di soggiorno. I prezzi della pensione completa variano da un minimo di 1.800 lire al giorno in una pensione familiare a un massimo di 6.000 lire in un albergo di prima categoria. Una camera mobiliata con uso di cucina costa fra le 30.000 e le 50.000 lire al mese, e a seconda della posizione e del conforto che offre, un appartamento di 2 camere con servizi sulle 60.000 lire, una villetta col giardino sulle 250.000 lire al mese. Allora io ho fatto un rapido calcolo, perché sapete che su Infodata il Sole24Ore.it c'è la possibilità di rivalutare i soldi nel passato, e allora vi dico che 1.800 lire d'albergo, quindi pensione completa, diciamo in bassa categoria, quanto poteva essere? 2 stelle? Bah, sono l'equivalente di 26,71 euro al giorno attuali, pensate un po' voi.
Mentre invece nel caso in cui aveste deciso di scendere al Grand Hotel con tutti i vantaggi del caso e con tutti i comfort e i servizi del caso, visto che parliamo del 1956, 6.000 lire al giorno significa, pensate un po' voi, la bellezza di 89,03 euro al giorno. Quindi un 4 stelle, un 5 stelle munito di tutti i comfort, quasi 90 euro al giorno. Vediamo un po', l'appartamento di 2 camere con servizi, 60.000 lire, significa la bellezza di, ladies and gentlemen, 890 euro e 29 centesimi in quel di Alassio, questo ovviamente per un mese. La villetta col giardino, 250.000 lire, pensate un po' voi, 250.000, ecco, imputiamo i dati, un affitto da 3.709 euro e 54 centesimi attuali. Le spese di contorno, cioè cabina, sedia a sdraio, ombrellone, variano da un minimo di 15.000 lire, signore e signori, che sono 222,57 euro, a un massimo di 35.000 mensili. 35.000 mensili che sono 519,34. Secondo il periodo e la categoria dello stabilimento. Il nolo di una barca costa 200 lire l'ora, il pedalò, sorta di bicicletta marittima che sta prendendo voga, 500 lire l'ora. 500 lire l'ora sono 7,42 euro di adesso. Quindi, come vedete, nella seconda metà degli anni 50 il pedalò cominciava a diffondersi, a essere una vera e propria mania. Passano gli anni, il pedalò entra nell'uso comune delle spiagge italiane. Nel 1978, il 24 di settembre, la Stampa pubblica questa corrispondenza da Finale Ligure. Turista tedesco arrestato a Finale, scappa dalla polizia in mare col pattino, bloccato dagli agenti a bordo di un gommone. Per un giorno la polizia stradale di Finale è diventata marittima. A bordo di un gommone a motore, il maresciallo Tommaso e l'agente Deiana hanno bloccato un ladro tedesco, scappato con un moscone a pedali, cioè il pedalò, a quasi 4 miglia dalla costa. Cioè questo si è fatto 8 chilometri pedalando come un disperato col pedalò, ragazzi. L'episodio è accaduto all'alba di ieri mattina. Protagonista Hans-Dieter Lemme, 46 anni, muratore della Germania occidentale, residente in una piccola cittadina vicina ad Amburgo. Il turista, si fa per dire, ha raccontato di aver attraversato il confine a 20 miglia e di aver raggiunto Pietraligure a piedi. Col pedalò il tedesco, in Germania è finito già 2 volte in galera per guida in stato d'ebbrezza e altri reati, è arrivato a Borgio Verezzi. Hans-Dieter Lemme ha tentato di entrare in una roulotte, forse per sfamarsi, ma è stato scoperto dai giovani proprietari dei bagni. Nelle sue mani è spuntato un lungo coltello e si è fatto largo fino alla spiaggia. Quindi è risalito sul pedalò e si è allontanato verso il largo. È scattato l'allarme. Pochi minuti dopo, ai bagni La Bussola è arrivata una pattuglia della stradale. Il maresciallo Tommaso e l'agente Deiana sono saliti a bordo di un gommone a motore col proprietario al timone, Giuseppe Gagliardi. Si sono lanciati poi all'inseguimento. Il pattino è stato avvistato dopo lunghe ricerche. Il tedesco è tornato a riva. In caserma ha detto di essere stato derubato da un olandese e di aver perso i documenti. È finito in carcere per furto, tentata rapina, possesso di coltello. Passano 5 anni, il 2 settembre dell'83, a Savona, ladruncolo fugge a nuoto preso da agenti in pedalò. Aveva rubato una collanina, si è buttato in acqua ma inutilmente. Qui stavolta l'inseguimento è stato fatto dai poliziotti col pedalò. Savona, inseguimento in pedalò per gli agenti della Volante, che hanno così ripescato un ladruncolo intenzionato forse a raggiungere la Corsica a nuoto. Il singolare episodio è avvenuto ieri mattina nella spiaggia vicina al prolungamento, di fronte a una folla che ha seguito le varie fasi della cattura. Tutto è cominciato con una telefonata al 113. 2 uomini si stanno picchiando, ha detto una voce. Correte alla foce delle timbro. Una pattuglia guidata dal brigadiere Augusto Del Maschio con gli agenti Eufrate, Bevilacqua e Martinelli è partita immediatamente. Sulla spiaggia la rissa era ancora in corso. Armando Cavenati, 28 anni di Bergamo, detenuto in semilibertà, ha tentato di fuggire via mare.
Il brigadiere Del Maschio non si è perso d'animo, ha sequestrato un pedalò allo stabilimento Ligure. Ma voi vi immaginate? Polizia, requisisco il pedalò. E aiutato dall'agente Bevilacqua ha raggiunto in pochi secondi il nuotatore. Cavenati aveva strappato la catenina d'oro a un passante, Francesco Maganuco, 38 anni, residente a Piazzale Moroni. Il derubato aveva però reagito ed era nata la colluttazione. Il ladruncolo è stato ammanettato e trasferito, ancora gocciolante, in questura. L'avventura balneare gli ha provocato una raffica di denunce. Era a Savona in vacanza. Da qualche giorno viveva in una tenda vicino al ponte sulle Timbro. Il 12 agosto dell'86 Cossiga è in vacanza con la musica, però è alla forestale di Auron Sincadore, ma già che c'è, lui fa un giro, diciamo così, un giro al lago di Misurina e ha fatto il giro a piedi del lago solcato dai pedalò. Lungo il cammino innumerevoli gli incontri coi gitanti, brevi scambi di parole. Voi di dove siete? Dove state andando? Poi il saluto. Buone vacanze a tutti, grande Cossiga. E infine il 13 agosto dell'86, io credo che se c'è qualcuno di questo paese, vi prego, telefonatemi perché siete degli eroi. Signori, la stampa di mercoledì 13 agosto dell'86. Un paese della Padania si è costruito la spiaggia di Rimini, ha portato il mare a Piumazzo. La spiritosa idea di un barista. Per realizzarla hanno chiuso 100 metri di una strada in centro. Sulle rive di una piscina sono comparsi cabine, ombrelloni, pedalò e persino il moscone di salvataggio. Sentite che roba. Questo è Piumazzo in provincia di Modena. La riviera Adriatica è lontana 100 chilometri. Molta gente non può permettersi di andarci in vacanza? Non importa, portiamo qui il mare. Potrebbe sembrare una di quelle idee un po' folli che vengono tra veglia e sonno, o anche una sceneggiatura da inserire in un film di Pupi Avati. E invece no. È proprio una realtà. Una fetta della spiaggia di Rimini si è improvvisata nel mezzo di un paese in piena pianura padana, Piumazzo. Hanno chiuso 100 metri di strada principale, il centro storico tra la torre del XIII secolo e la chiesa parrocchiale, e ne hanno ricavato una manifestazione, la Rimini a Piumazzo 10-20 agosto dell'86, che sta sul confine tra l'originalità, la stramberia e il gioco. Un grande gioco al quale partecipa tutto il paese. Piumazzo, 3.600 abitanti, è frazione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, al confine con quella di Bologna. Zona soprattutto agricola, col coltivatore diretto benestante e anche il bracciante che vive alla giornata. Non c'è il cinema, però c'è il Kiwi, una maxi discoteca frequentata da giovani che vengono anche da altre province emiliane e romagnole. Ma il Kiwi in questo periodo è chiuso per ferie ed è chiuso anche l'unico cinema di Castelfranco, quindi chi non ha la disponibilità finanziaria per ferie fuori casa ha la prospettiva di un noioso agosto. Io vi trovo geniali, veramente. Ma ecco venirgli in soccorso con la sua idea Freccia. Freccia è Ivano Guzzardi, 29 anni, giovane intraprendente che ha girato per l'Italia come barman, cameriere e sommelier. E da 5 anni si è accasato e ha aperto in via dei Mille, nel centro di Piumazzo, un bar, appunto il bar Freccia, dal suo soprannome. Se siete d'accordo vi porto io il mare qui. In 1000 altri paesi a questa proposta avrebbero alzato le spalle e gli avrebbero detto ma cosa dici? Però qui siamo in Emilia-Romagna, alla gente piacciono gli scherzi e non è forse uno scherzo bello questo di portare il mare in un paese che ne è lontano e ne patisce voglia? L'amministrazione comunale di Castelfranco è monocolore comunista. Il sindaco Giovanni Righi ha preso seriamente in esame la proposta, ne ha parlato in giunta e tutti sono stati d'accordo che si poteva fare, naturalmente previa consultazione democratica. È stato riunito il consiglio di circoscrizione, organizzato un dibattito nella frazione. Dice l'assessore alla cultura Ilario Salvatori, abbiamo valutato disagi e vantaggi e si è trovato che i secondi erano preponderanti. Così abbiamo dato il nostro benestare con patrocinio. Scusate, io sto pensando a Maurizio Ferrini che faceva il venditore di pedalò comunista, diceva non capisco ma mi adeguo. Intorno al promotore Freccia, che ha aggiunto all'idea il portafogli, pare una ventina di milioni, cavolo, è costata assai, si sono aggregati alcuni volenterosi. Nel giro di pochi giorni la torre medievale che sovrasta il centro storico ha visto trasformarsi sotto di sé il paese. È arrivata la sabbia, prelevata dai lidi ferraresi con una decina di autocarri. Una piscina di plastica lunga 11 metri e larga 3 ha aperto il suo occhio azzurro.
Sono sorte cabine di diversi colori per differenziare i bagni e la sabbia si è popolata di tavolini e sedie a sdraio. Ma una spiaggia che si rispetti deve avere anche le sue attrezzature balneari di piccolo cabotaggio. Perciò si sono fatti arrivare salvagenti, pedalò, mosconi a remi, naturalmente anche quello rosso di salvataggio. La torre, sullo sfondo di questo lido, era un po' troppo terragna, allora si è pensato di coprirne parzialmente la visuale con una grande scenografia colorata che raffigura costa e mare. E le pensioni, i locali d'affitto per i villeggianti, nessuna preoccupazione. In più parti del paese sono apparsi cartelli Zimmer, affittasi camere a 2 passi dal mare. Questi bagnanti devono poi mangiare, fare gli spuntini sulla spiaggia. Bene, ecco il chiosco della piadina romagnola e quello del tutto pesce. Scherzo, gioco si diceva, ma un gioco che è piaciuto e sta piacendo. Di giorno la piscina è zeppa di bagnanti, per lo più ragazzi sulla sabbia, c'è chi fa la cura in costume, ma il boom della neospiaggia è di sera. Al calar del sole Piumazzo si affolla, si fa ressa per entrare, gratuitamente si intende, oltre le transenne che delimitano il lido. I 400 posti a sedere per chi vuol bere, sorbir gelati o mangiar pesce vengono occupati in breve tempo. Chi resta in piedi nell'attesa del suo turno fa la coda o passeggia davanti ai negozi, che ovviamente restano aperti fino a tarda ora, come si conviene alle località marine di grido. L'unico neo, i marciapiedi che si sono rivelati improvvisamente inadeguati. Successo dunque del Rimini a Piumazzo. Ma volete sapere il perché di questo successo? Dice lo storico piumazzese Giovanni Santunione. Per il senso di libertà e indipendenza che Piumazzo ha sempre avuto. Ancora nell'epoca in cui si combattevano le battaglie tra modenesi e bolognesi sul confine dove noi ci troviamo. E sotto sotto un segno di distinzione da Castelfranco, il comune dal quale questa frazione dipende e da cui vorrebbe staccarsi per costituire una propria entità comunale. Straordinario, veramente. Solo in Italia cose di questo genere. Lo trovo splendido. E chiudiamo allora la nostra puntata, questa parte di Mercatello dedicata ai pedalò, con una chicca. Sveva, c'è un video, se tu guardi nel copione, se ce l'hai mandalo pure per favore. Ecco, questo rumore in loop che voi sentite, è il motore di un'ape, un'ape 50. Questo video è stato girato da Roberto Macri e questa è probabilmente la cosa più divertente e più curiosa di quest'estate 2025, perché se nell'86 a Piumazzo hanno portato il mare, nel 2025 a Scilla hanno trasformato un'ape 50 in un pedalò. Sono qua su Reggio Today, sta facendo il giro del web l'ultima idea di Massimiliano Macri, che smanettando con la sua ape è riuscita a metterla in mare facendo un giretto nelle acque della Costa Viola. L'originale passeggiata marittima è documentata sulla pagina Instagram del suo inventore, Max Geco, dove in un video si mostra l'Ape Cross 50 che solca le onde sullo sfondo di Chianalea e la rocca del castello, funzionando come natante su una base formata da 2 colorate tavole da surf sospinte da eliche. Per il resto il mezzo si sposta con le sue ruote, naviga col suo motore, sterza come tutte le altre ape, facendo pure retromarcia in mare. Non è la prima impresa per l'avventurosa tre ruote rossa che Macri ha già portato sulla neve usando le gomme come apribottiglie. Reggino, residente a Scilla sin da bambino, appassionato di motori, da anni autore di accuratissimi modellini 4x4 aerei, segnalati anche su riviste del settore, persino con qualche creazione avveniristica, Max spiega com'è nata la trasformazione dell'ape in mezzo acquatico. Avendola già mandata sulla neve ci stavo pensando, una volta l'ho detta ad alcuni amici. Si sono messi a ridere, per loro non era possibile, invece poi ho fatto i miei calcoli e immaginato il progetto, sempre e solamente perché io non disegno. Il resto l'ho fatto tutto da solo ed è abbastanza semplice, però l'effetto è davvero speciale.
Dopo la pubblicazione del primo video, in tanti hanno contattato Macri per complimentarsi, con messaggi arrivati persino da Miami, e la storia è diventata virale sui siti esteri che promuovono il turismo con destinazioni italiane e vedono queste acrobazie dell'ape, compreso lo stappo della bottiglia, come genialità made in Italy. A questa specifica abilità della vettura è stato pure dedicato uno spazio su Striscia la Notizia. Massimo Macri però non ha velleità di business e sottolinea che gli impieghi creativi della sua ape hanno obiettivo il puro intrattenimento. Cosa vuole fare? A Scilla mi hanno aiutato mio nipote Roberto, che è anche più pratico di me sui social e mi ha convinto a pubblicare i video, e altri amici come Giuseppe Bova del pub La Piccola Venezia di Chianalea. Poi l'ape va ripulita dopo il rientro sulla terraferma perché la salsedine potrebbe danneggiarla. Diciamo che un giro breve sull'acqua costa un giorno di lavoro. Inoltre sono in contatto col Vespa Club, dice Max, che si era detto interessato ad aiutarmi perché servono autorizzazioni e procedure di cui io non sono pratico. Perché che cosa vuole fare lui? Vuole o attraversare lo stretto con l'ape oppure fare il tratto tra Scilla e Favazzina. Mi piacerebbe molto, posso dire che io sono qui se qualcuno volesse fare qualcosa. La nostra testata, cioè Reggio Today, si unisce volentieri a questo appello per trovare associazioni amanti del mare pronti a sperimentare un altro modo con il paesaggio per attraversare lo stretto. Beh, ci uniamo anche noi a questa traversata dello stretto in ape e con questo particolarissimo pedalò noi chiudiamo qua. Ci si ritrova domani alle 8:30 con la rassegna stampa e poi alle 12, anzi no, domani alle 12:30 perché domani c'è prima Zulin a mezzogiorno con Regioniamoci Sopra, domani alle 12:30 sulle magiche onde di Radio Libertà con Capitaneria di Porto. Grazie a tutti, ci salutiamo con Fausto Papetti, Daddy Cool 1979 e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buona giornata. Avete ascoltato Capitaneria di Porto. Stai ascoltando